Consigliere Gradini, consigliere Floreani. Sì, grazie. Siamo arrivati prima al Prete, adesso a Portovecchio. Il consigliere, non mi ricordo il Moro, un giorno prima di iniziare il Consiglio Comunale mi disse: sai Floriano, devi sempre arrabbiarti così perché noi dobbiamo divertirci. Ho capito immediatamente che non capiva dove stava, dove andava. Se ridete ancora io vengo là, perché posso venire? Non hai detto questo? Non hai detto a me? Consigliere Floreani, per cortesia. Consigliere Floreani, per cortesia ritorni al suo posto. Ciao. Bene, bene. Allora, bravissimo. Quando uno mente, io reagisco, signore, e quando uno mi ride in faccia quando sto parlando, questa è maleducazione, si ricordi lei. Consigliere Floreani, per cortesia, continui il suo intervento, per piacere. Consigliere, consigliere Floreani. E uno che mi ride in faccia, anzi tre che mi ridono in faccia, è maleducazione, Sì. è la mia reazione. Sì. Ha capito? Consigliere Floreani, abbiamo capito. Si metta. Consigliere Floreani, per La cortesia. ragione mi trattiene, non l'istinto. Si ricordi? Quando parla un consigliere comunale e anche più anziano non si ride in faccia. Consigliere Floreani, per cortesia. Come ha fatto lei? Taccia! Taccia, bestia! Consigliere Floreani, per cortesia, non ok? No, io non l'ho presa e non ho usato dell'animale, ok? Sì, lei mi ha preso. La vogliamo per cortesia smettere? Mi ha. Smettetela tutti e due per cortesia. Comunque sia. Scusi Presidente se mi intrometto, ma c'è un discorso di rispetto dell'Aula, alla quale È quello a cui stavo richiamando i consiglieri. Scusare, ma dopo il vergognatevi, dopo il vi odio tutti, siamo arrivati alle bestie. Io penso che sia veramente scandaloso che una persona possa ancora continuare a essere qui dopo che ha proferito queste parole. Io penso. Senta, io non ho da replicare a queste provocazioni. Consigliere Floreani, certo che lei se le va a cercare proprio, Ma non è assolutamente lasci perdere per cortesia, se vuoi fare il suo intervento lo faccia. Sì, ma non si mi ride in faccia, scusi. Non è mica questo il modo, perché si deve ridermi in faccia. Quando io sto introducendo un intervento che parla di bilancio, che parla di questioni importanti, perché si deve ridermi in faccia? Io invito a lasciare stare le persone da parte del consigliere Floreani e parlare dell'argomento per cui giustamente prende la parola. Io ho fatto questo invito. Lei si siede e dà ordini a casa sua. Io ho fatto un invito che non è un ordine, non l'italiano spero lo conosca. Consigliere Non le rispondo più. Scusate, vogliamo per cortesia tornare al punto all'ordine del giorno?